Nuove Tecniche e Fondazione Radiomagica Onlus presentano Valentino Team Pillinini. Valentino Team Pillinini. Con un nome così che sembra una melodia suonata allo xilofono, non potevo che dedicare la mia vita alla musica. E l'ho fatto. Sono nato in Carnia, nel quartiere popolare di Tolmezzo, il Borgat, nel 1871. Intorno il silenzio dei monti e la bellezza della natura. Erano tempi duri e dopo la disfatta di Caporetto, alla fine della Prima Guerra Mondiale, sono diventati durissimi. Per guadagnare qualche soldo si doveva andare all'estero, emigrare. Gli uomini se ne andavano in cerca di lavoro e fortuna, le donne invece dovevano restare in Carnia con i vecchi e i bambini. Io sono stato in tanti paesi diversi a fare l'operaio, il muratore o quel che c'era da fare. Ho vissuto in Francia, in Germania e in Romania, posti nuovi, lingue diverse da imparare, parole che non capivo. Non è stato facile. Una vita dura, ma poi, durante l'inverno, tornavo a Tolmezzo e lì mi dedicavo finalmente alla lingua universale, quella che capiscono tutti, la musica. Suonavo alle feste di paese con mio fratello Angelo. Mi godevo la compagnia di mia moglie e dei miei 4 ragazzi, Libera, Anita, Giulio e Valentino. Le mie mani finalmente lasciavano i mattoni e costruivano strumenti musicali meravigliosi. Le fisarmoniche, le conoscete? Al museo di Tolmezzo c'è anche una mia fotografia in bianco e nero. Ho un cappello in testa e la giacca. Ho lo sguardo severo, ma in realtà rido sotto i miei grossi e candidi baffi. Accanto a me c'è il mio capolavoro, l'accordatrice per fisarmoniche, originale e unica. Grande come 4 o 5 fisarmoniche messe assieme, sembra una scatola componibile aperta, che contiene altre scatole più piccole tra loro collegate. È un oggetto in legno intarsiato e decorato, si sviluppa su più piani e rivela al suo interno 4 diverse tastiere. Quella scatola originale e unica al mondo è come il direttore d'orchestra delle fisarmoniche. Ho accordato decine e decine di fisarmoniche. Ogni volta che raggiungevo un suono perfetto e intonato, la suonavo pensando alle persone che avrebbero ballato, cantato e sorriso al ritmo di quello strumento. E mi sentivo contento anch'io. Nuove Tecniche e Fondazione Radiomagica Onlus hanno presentato Valentino Team Pillinini, Tolmezzo 1871-1938. Tutti i racconti del progetto Carnia Magica sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.